La decisione di trasferire Antonello Montante al carcere Petrusa di Agrigento non è stata accolta con favore da uno dei suoi due legali, l'avvocato Giuseppe Panepinto. Il carcere Petrusa dice non presenta una condizione migliorativa rispetto a quella di Caltanissetta. L'imprenditore è stato tradotto adesso al carcere di Agrigento in quanto la struttura agrigentina sarebbe più idonea e attrezzata per le sue attuali condizioni di salute. Nel frattempo il GUP del Tribunale Nisseno, davanti al quale si celebra il processo con il rito abbreviato, ha disposto una perizia collegiale finalizzata ad accertare le effettive condizioni di salute dell'ex capo di Confindustria Sicilia. Montante venne sottoposto agli arresti domiciliari lo scorso 14 maggio con l'accusa di avere creato un sistema complesso e articolato che riusciva a carpire informazioni giudiziarie riservate che venivano poi catalogate secondo un rigoroso e dettagliato archivio composto da chiavette USB contenenti dati e dettagli custoditi in una stanza segreta e sequestrati a Montante nel corso di un blitz. Dopo appena 10 giorni fu rinchiuso al Malaspina di Caltanissetta per avere tentato di inquinare le prove. L'indagine ancora in corso coinvolge politici, imprese e uomini delle forze dell'ordine.